Sì, commissario, grazie. Siamo tutti d'accordo che la Commissione deve chiarire in che modo il suo bilancio contribuisce all'effettivo raggiungimento degli SDG, ma allora abbiamo bisogno di un meccanismo di follow-up più specifico. A tal fine abbiamo bisogno che la Commissione inizi a lavorarci a tal proposito. Questa da una parte. Dall'altra, il contenuto e la struttura delle revisioni nazionali volontarie differiscono notevolmente da un paese all'altro e domando se la Commissione non dovrebbe spingere per standardizzare questi meccanismi di revisioni volontarie nazionali. Da un'altra parte a DEVE abbiamo fatto proposte, io sono stato rapporteur di un'opinione di DEVE per lavorare sul raggiungimento degli SDG nei paesi in sviluppo su questioni di adattamento e mitigazione. Speriamo, è una proposta che questo che fa è ampliare il fondo di modernizzazione con un sportello esterno dedicato al finanziamento delle azioni di adattamento al cambiamento climatico nei paesi basso redditi, finanziata con un 2,5% del reddito totale dell'ITS. Aspettiamo che questa opinione, che è stata già approvata a DEVE, sia approvata anche nella Commissione di Envi. Sono idee che dal Parlamento proponiamo per il finanziamento degli SDG nei paesi in sviluppo. Grazie Presidente.